tassello sicuramente importante, perché è un canyon unico nel suo genere in Europa, quindi insieme ad altri aspetti della Sardegna, che sono l'archeologia sicuramente, il mangiare, tutto, insomma, dobbiamo riuscire a creare un pacchetto Sardegna più appetibile, più interessante. Tu hai questionato questa economia del judorismo. Poi come te possiete muovere in tutto questo anno? Come te possiete fare sconoscere? E te valide può attirare la gente, può fare bene la gente. Noi siamo muovidos abbastanza in promozione, abbiamo fatto promozione, basicamente con il gruppo, che è una delle attività nostre, eramos varia in diversi settori. Facciamo su gestione del gruppo, facciamo su escursione in tutto il Supramonte, notte in Supramonte, quando è una formula, oggi è la parola magica, turismo esperienziale, no? Questo turismo esperienziale ti facciamo conoscere un luogo prima si entra su sole, con la notte, con i sarbeschi, con questo luogo non eravamo conoscere bene, no? Parliamo spari, papà spari, dormiamo spari.